Si è utilizzato un disagio che certamente c'è in una parte del paese in maniera assolutamente strumentale per attaccare il sindacato confederale. Abbiamo combattuto la mafia, e abbiamo combattuto appunto il fascismo e continueremo. Saranno più di 5.000, di cui almeno 1.500 dal veneziano, i veneti che sabato partiranno all'alba con automobili, pullman, treni ordinari e speciali per raggiungere la manifestazione indetta da CGIL e Cisle in piazza San Giovanni a Roma. Una risposta pacifica ma decisa a difesa della democrazia dopo l'attacco alla sede nazionale della CGIL. La gente, iscritti, non iscritti, i nostri componenti delle nostre organizzazioni hanno voglia, piacere e sentono il bisogno di partecipare in una manifestazione che è una manifestazione per la democrazia, per la partecipazione, per la serenità del nostro Paese. Se per trovare un precedente di quanto accaduto sabato scorso bisogna addirittura risalire alle violenze squadriste che anticiparono 100 anni fa la marcia su Roma, i sindacati denunciano un'escalation attuale di minacce e intimidazioni che da Venezia, Padova e Verona hanno preso di mira i sindacati. Striscioni fuori dalle nostre sedi, scritte fuori dalle nostre sedi, lavoratori, i nostri rappresentanti sindacali raggiunti da altri lavoratori dove invitano in modo particolare a cambiare posizione. Lo Stato deve intervenire a difesa e supporto della nostra Costituzione che prevede lo scioglimento di questi movimenti ad ispirazione neofascista e nello stesso tempo però serve coesione sociale. Proprio per questo CGIL e Cisle manifesteranno anche per portare avanti 5 punti basilari per lo sviluppo del Paese. Noi abbiamo chiesto di spostare questo blocco dei licenziamenti al 31 di dicembre, vogliamo sapere, avere una risposta rispetto al sistema degli ammortizzatori che deve diventare universale, vogliamo avere una vera riforma della previdenza, vogliamo avere una riforma del fisco secondo i dettami della Costituzione e vogliamo avere anche una risposta rispetto alla governance del PNRR.